una coppia si è appena conosciuto, iva fuori a mangiare insieme, iva fuori a cena insieme e lì cicqua ciacqua bevi avanti in drio su e so. A un certo punto lui la invita a casa sua quando lei era circa e do e la invita in appartamento da lui e lui ti vede che si tocca e si palpa e si basa, si spoglia e finisce lei, si spoglia anche lui, tira fuori una pertica, un affare grosso e allora guarda, no, 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 quella roba lì, no, ma sta buona, no, 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 c'ho un pitone, una sberla di affare grossa, una roba sproporzionata e a te disperata, no, 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 te me fa male, calma, calma, no, 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 non vuoi sapere che nemmeno vuoi far sesso così, dai, te ne mette dentro mezzo, no, 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 non te credi, dai, ti prometto, mezzo te ne mette dentro, no, no, dai, mezzo te ne mette dentro, guarda che l'essere mezzo, sì, mezzo te ne mette dentro, te vedi che lì comincia a far sesso, lui che pianta da dentro, fino alla volta a un certo punto, su e giù, avanti in drio, su, e che pianta dentro tutto, mettilo tutto, e no, mi sono de parole a te vedi mezzo.